ce l'ha Bartolò. Basta. E chiede lo spogliatoio. Mi servono le chiavi. Bartolotto. E chiede lo spogliatoio. Amici di Sportivi appassionati di calcio a 5, ben trovati presso il Giovanni Verga di San Vito Lo Capo per la sfida tra San Vito Lo Capo e Palermo Calcio a 5, gara valida per l'inizio del girone di ritorno del girone A del campionato di Serie C1, partita in cui ovviamente tutti vogliono fare bene per cercare di iniziare nel migliore dei modi la stagione con la squadra bianco-blu guidata da Mauro Basile che affronta i rosanero di mister Salvo Lo Piccolo. Forza. Quella che è una partita molto importante anche per iniziare anche a fare punti. Tutti insieme. Siamo pronti dunque per il via di questo incontro. Prima di tutto però un minuto di silenzio per Gianluca Vialli. Minuto riservato a Gianluca Vialli, personaggio che ha lasciato il segno nel mondo del calcio anche dopo aver smesso di giocare, soprattutto dopo aver smesso di giocare. La sua malattia è stata un modo No, soltanto uno posso riempire. anche per dare forza pronto per il primo pallone del match. Sì. Chi si occupa dei falli? Li azzeriamo gentilmente. Andiamo? Il pallone affidato alla squadra di casa, in particolare ad Allegra, che dà il via all'incontro. Guardiamo sempre sta palla. Qui il centro. Primo possesso affidato ai bianco-blu, Ora adesso sì, in Alberto. possesso con Parisi. Poi attenzione a questo pallone ancora in area di rigore dopo l'intervento di D'Antoni sull'inserimento di Lo Bianco. Lo Bianco che è uno dei palermitani che compongono il roster del Alle spalle, tu. San Vito. Su. Tutto in mezzo, tutto. Via. Così di palermitani. Qui Allegra non riesce nell'appoggio. Tuzzolino recupera da Ricca. Prova a sterzare, lo ferma Allegra, poi va in 1 contro 1 con Rizzuto. Accelera Allegra che scheggia la traversa. Opportunità. Gioca, prendi sta palla. Calcio d'angolo per Parisi. Forte, Tocco per Lo Bianco. Su. Gira intorno Tuvè, altra vecchia conoscenza del futsal palermitano, anche di come Lo Bianco. Forte. Ora Ora Parisi senza entrare prova troppo a morto. passare in mezzo a due. Alberto in mezzo, Lo Alberto in Bianco. Su. Tuvè Qui il centro, tu, a destra. prova a girarsi ancora Tuvè, va sul fondo, serve al centro, tocco di Rizzuto, angolo. Raga, saliamo un po', Troppa paura. Bene, Ciccio, si è messa male,
Palla che arriva al limite dello schema con l'anticipo sotto da parte di Daricca e può andare. Daricca tu per tu col portiere, ancora Daricca non riesce a correggere dopo il salvataggio di Voltaggio. Subito occasione per il Palermo. Daricca che va dall'angolo, tocco per Tuzzolino, cerca la palla di ritorno a Daricca, non riesce. Ma come si fa, porca puttana? E allora riparte Dai, fermo qua Alberto, Giuseppe fermo qua Alberto. Lobianco, palla per Tubè. Chiudi il centro. Ora sì. Aspetta. Lobianco, Su, Parisi, su. Ora Alberto, siamo prima dal 6. Fermo qua. ancora Parisi. Tocco per Troppo Tubè. alto. Su, segui Alberto, segui Alberto, segui Alberto. Lobianco si è inserito, prova a scaricare indietro, Rizzuto lo ferma, poi ancora Dai. tutto Dai, ok per Alberto, in l'arbitro. mezzo. Tuzzo, occhio Parisi, all'angolo. Su, Parisi, su Alberto, su Alberto, su là. Lobianco, Tubè. Linea di fondo di Tubè che poi non la tiene in campo. Giochiamo, Bene giochiamo. Rizzuto qui in chiusura. Raga, l'avete visto mezza occasione, quello è gol. Quello è gol. Roster di grande esperienza, quello guidato da Vai, forza Basile, raga, vogliamo ormai sta palla. terza stagione per lui, in quella di San Vito. Albi, usciamo e Dai. muoviamoci Alberto. Dai, forza. Rizzuto. Più veloce sto in movimento casa della Palermo palla. l'assenza Più veloce, di facciamoli Marco correre. Marretta. Facciamoli correre. Facciamoli correre. C'è però Giriamo sta palla. Albi largo. doppio Accorcia, nuovo sostegno. ingresso nel Sostegno, roster, Rizzuto. quello di Gabriele Dai, Gianni, fuori, quello sta di palla. Francesco Tuzzo. Moncada, numero 10, Rosanelli, qui intanto Scivola Tuzzo, scivola Rizzuto, Tuzzo prima. Tuzzolino, Non rischiare qua, Daricca. non rischiare. prova a passare da Ricca, poi scarica Tuzzolino. Accorcia Alberto, accorcia Alberto. Metti di qua da Ricca, forza. Incontro Russo, porta sul pallone, Giovanni Tuzzolino, Dai, ora forza. Russo, Via con questa palla. da Ricca, Più veloce con questo movimento della palla, ragazzi, facciamola girare più veloce. Tuzzolino, Facciamola e girare più Rizzuto. veloce. Dai, due Palla tocchi, gol di su Alberto. importante per Prima, parte. prima Dopo i primi prima 4 sta palla. minuti c'è stato il tocco della traversa, mentre qui intanto Russo al tiro, palla fuori, dicevo prima della conclusione sulla traversa di Allegra, poi il contropiede Saliamo, sprecato Alberto. da Basta così. Vincenzo Daricca. Su, ora. Tubè, Ok. Palla per Fermo, Parisi. fermo qua. Chiudi il centro da Ricca. Ora Alberto, forte Alberto. Tubè, Aspetta, lungolinea subito aspetta, per Rizzuto. Allegra che prova ad andare, lo ferma Vincenzo Rizzuto, calcio d'angolo. L'uscita. Tu sei in mezzo. Tu. Dietro Via Prova a Alberto, via passare Alberto. su Stai via. Russo, costringe poi lo bianco Chiudi il a centro, ricominciare da Alberto, metti in mezzo. Voltaggio. Ricca, ce l'hai qua. Aspetta, Ricca. Parisi senza entrare. prova a Forte, sterzare, Alberto. qui indietro lo Dai, bianco, sì, gioca. Via. poi palla dall'altra Buono, parte, Alberto, buono. fuori Cervellotti cava da parte di Lo Bianco. Vogliamo sta palla veloce. Carla, un po' di più. Da Ricca, Dai, Rizzuto per in mezzo, Tuzzolino. forza raga, forza! Da Ricca, palla lungolinea, Dai, chiude facciamolo! Allegra, rimessa Palermo. C'è! Cambio, Tuzzolino al tiro, colpisce forse Russo, poi arriva Rizzuto, Continua, un'ottima continua. scelta di tempo da Giocala dietro, Ricca, scarica. completare il Tieni recupero. Alberto, tieni Alberto Russo. che gira! Russo sterza, poi ricomincia da Rizzuto. Passaggio Tutto in mezzo, impreciso tutto per in Da Ricca. mezzo. Aspetta! Poi Lo Bianco subito a cercare Parisi, palla fuori, nessun problema per D'Antoni. Dai, forza Giacomo, vai! Rizzuto Dai, forza! porta su palla, Muoviamo sta palla, dai raga, forza! Albi prima, più veloce esci prima! Gira! C'è! Tuzzolino. Palla per Rizzuto. Da Ricca. Prima sta palla! Ricca prova ad andare, prende il lato sinistro, Allegra lo accompagna all'uscita, palla fuori. Lo Bianco. Dai, forza!
Chiudi il centro, un palla. Parisi, Passa avanti Alberto. Tuve, Su da Ricca. ancora lo bianco. Ora sì da Ricca. Forza Alberto. Forza Alberto. Forza, via. Parisi, opposto a Tuzzolino. Via che c'è. Cerca di andare, chiude Tuzzolino in rinvio dal fondo. Va bene, dagli lo scarico in diagonale, non rimettiamoci dritti, Ciccio. Non c'era più scarico, vedi? Non c'era più l'uomo che è venuto ad aiutare, rimaniamo dritti. Chiudiamo il centro. Tuve, Via. cerca di passare, ma c'è Tuzzolino a chiudere. Tuzzolino se la porta su. Tira Tuzzo. Ricca. Palla per Tuzzolino, chiude. Tuve, che finta l'intervento. Mettiamoci bene là, forza. Chiudiamo il centro. Chiudiamo il centro ancora. Parisi per Tuve. Via Alberto. La palla recuperata da Russo. Russo prova ad andare, evitato lo bianco che spende il fallo. Cerchiamo orizzontale, Peppe. Calcio di punizione, il primo fischio Ricca, chi c'è? in favore del Palermo calcio a 5, 7:50 e scocca l'ora di Ciccio Moncada prende il posto di Daricca. Sì che c'è, sì, Albi, c'è Albi. Punizione con Moncada che si porta subito sul pallone, c'è anche Tuzzolino, c'è il fischio, il tocco di Moncada per Tuzzolino, pallone lungo, infatti non riesce ad arrivare con i tempi giusti sul pallone. Giovanni Tuzzolino in gol, qui sbaglia Rizzuto. Tuzzolino in gol nella gara di Alcamo 2 volte. Bravo Alberto. Su Alberto, forte Alberto. 7-3. Dai, Alberto al centro, Alberto. Tuve. Dai, su Alberto. Resta Alberto, alto Alberto. Qui la pressione di Moncada, la palla che torna da Mettiamoci in mezzo. vantaggio. Voglio essere in due, anche all'angolo, Tuzzo. Cercato e trovato Allegra. Moncada in mezzo. Quasi a ridosso Ecco, del Alberto! quarto secondo. Attenzione a quella corsa di Lobianco che trova il buco. Bravo D'Antoni a respingere. Guarda là, forza. Alberto, Andrea, forza Andrea. Forza Alberto, forza Alberto. Battuta della Via, su. rimessa, poi Lobianco fermato, non c'è fallo, ma Saliamo, attenzione ancora al Sanvito che saliamo sulla attacca palla, saliamo. con Tuve, lungolinea per Allegra, c'è deviazione, c'è rimessa per il Sanvito. Saliamo sulla palla. Si muovono Lupo e Scarlata davanti alla Alle spalle, panchina di Alberto, Mister Lo Andrea, Piccolo. Parisi, Forza chi il centro, la forza. suolata per Tuve, Battiamo un ragazzi. briciolo di ritardo. E allora fallo laterale tira. per il Palermo. Moncada, Mineo. Tuzzolino, Occhio. incespica Moncada che però rimane. Fatti trovare. Tuzzolino viene incontro proprio il numero 10, palla per Russo che porta sul pallone con la suola, passaggio telefonato, abbelletto da Allegra, bene qui Moncada ad intercettare, poi Russo la tiene e prova a spingere la ripartenza, salta lo bianco, c'è Tuve su di lui che lo ferma, ancora Russo che mette fuori il pallone per ultimo. Gioca. Forte là a questo punto. Torna giù. Moncada in mezzo, Moncada. Per la palla subito sul lato sinistro, chiude Rizzuto, prova a ripartire il Palermo con Moncada che accelera, lo ferma lo bianco, restituendo di fatto palla a D'Antoni. Tuzzolino col sinistro. Tuzzo però poi, Tuzzo. Scarlata pronto, Carlo. Vieni. Dai Scarla, forza. All'altro lato dietro le spalle. Qui la battuta con Rizzuto, con i tempi giusti, Mettiamo subito inspaccata bene, Moncada. Allegra. Rimessa In mezzo, nello in bianco mezzo, che in va da mezzo. Parisi, occhio e mezzo, propone il pallone, interviene Sgarlata, cerca di uscire palla al piede, sempre Sgarlata, porta su, viene affrontato in maniera regolare da Tuve, allora attenzione ad Allegra con lo scarico per Parisi in qualche modo D'Antoni, che poi è rapido a sdraiarsi sul pallone. Sì, ho visto.
Mineo, pronto, Mineo. Dai, giochiamo a 2 tocchi, raga. Muoviamo sta palla veloce. Non stiamo fermi ad aspettare sta palla. Per Sgarlata. Dai. Palle dentro, palle in gioco, forza. Scambia con Gira, Rizzuto, gira. Bene, bene, così. Forza. Rizzuto, 1-2. Ce l'hai. Rizzuto, ancora Moncada. Muoviamoci. Sgarlata, l'ultimo uomo trova lo scarico per Rizzuto. Tienila, solo. Russo può portare sul pallone, guarda la porta calda. Vieni Alberto, vieni Fuori. Alberto. In mezzo, Intanto tocca a Fabio Mineo. Subito. Quindi il centro Mineo. Entra dall'altra parte e si prepara. In mezzo Mineo, Andazzo. sempre in mezzo Mineo. Quindi il centro forte. Forza Dani. Forte. Il passaggio che non c'è. Va bene. Andrea, vieni. È dentro anche Andrea Lupo, quindi ha cambiato tutto il quartetto di movimento il Palermo. Ragazzi, muoviamo sta palla più veloce. Sta per cambiare proprio con il Dai, Randazzo, invece il San muoviamo Vito. sta palla più veloce. Dai, forza. Moncada, tocco per Mineo. Sgarlata. Moncada, ricomincia con un passaggio rischioso per Lupo. 1-2. Poi Lupo. Prima sta palla, raga. Muoviamo sta palla prima che i tempi Ancora ci Lupo sono. per Moncada. I tempi ci sono. Sgarlata, tocco per Mineo. Mineo finta volta il passaggio, poi va da Dai. Moncada col consegnato. Ora Sgarlata. Stringe il campo Sgarlata. Ancora, Palla falli per correre. Moncada. Gira. Dai Fabio, su. Sgarlata ancora. Cerca Moncada, lascia scorrere lo bianco. Palla che esce. Dai raga, forza. Cerca il momento giusto per affrontare. Dai, giriamoci bene, forza. Parisi. Chiudiamo il centro, Fabio. Beh. Su, Fabio resta alto, fa. Cerca ancora Parisi, la palla è fuori misura. Dai raga, forza, battiamo sta palla veloce, raga. Mi stiamo mettendo il ritmo, ragazzi. Sgarlata, porta su. Via sta palla. Giochiamo, via. 2 tocchi, muoviamo sta palla a 2. Via. Mineo. Deve andare contro lo bianco, cerca per la palla in mezzo. C'è la deviazione che favorisce Lupo. Continua. Mineo. Moncada. Stretto, Peppino un poco. Deve spezzare, serie di finte, tocca il pallone con la mano in ricaduta. Mineo in mezzo, Mineo. Primo fallo anche per il Palermo. Un fallo a testa quando siamo esattamente a metà del primo tempo. Su Mineo. Partita molto scorrevole, poche interruzioni. Chiudi il centro. Ora Anche se Mineo, bisogna chiudi il dire che centro, dopo le Mineo. fiammate iniziali con le occasioni di Allegra e di Daritta, poco altro è successo Ok. in termini di occasioni Alle da spalle, fai il gol. difensore adesso, fai l'esterno. Tuve, Forte. Allegra. Prova a Su, girarsi, che sali. Dai, Moncada. scarica sullo bianco. Forte. Volina da Tuve che si gira, ancora Tuve. Su, sali Per là. ricominciare, Allegra. Sali. Cerca l'alto basso in maniera molto frequente il San Vito. Qui Parisi poi cerca l'iniziativa personale. E la conclusione deviata che si perde in fondo al sacco. San Vito in vantaggio. Gol di Parisi con una conclusione deviata che beffa D'Antoni e si perde Forza, dai. proprio alle spalle il numero 1 rosanero. Dai. Forza raga, dai. Punteggio che cambia dunque. Arbitro. No, niente, ho sbagliato, niente. Sgarlata cerca Moncada, il triangolo che non si chiude, palla però buona per Mineo. Lupo, è zona di sparo quella, decide allargarsi. Andrea Lupo, subito il pareggio e arriva la firma di Capitan Lupo. Nel giro di un minuto cambia 2 volte il punteggio all'Enrico Fermi, 1-1 adesso. Dobbiamo essere in ritmo. Forza, Palermo dai. che dimostra una Chiudi il buona centro. reazione. Su. Sono in due. Al gol subito in precedenza da Parisi. Aspetta. Qui lo bianco, la palla, spalle alla porta Su, per Fabio. Randazzo. Forte Fabio. Ha preso il posto di Tuve, poi lo bianco riesce a girarsi su Sgarlata, ancora lo bianco, insiste, viene fermato col fallo secondo l'arbitro. Chiama a distanza, Fabri.
Ragazzi, non li facciamo appoggiare! Non li facciamo appoggiare! Punizione sul pallone, c'è Randazzo con Parisi e Allegra che si parano davanti al pallone. Tanti uomini tra il pallone e D'Antoni che adesso sale con 2 giocatori in barriera. C'è il fischio, si sposta per Allegra, poi Randazzo, conclusione fuori. Ha cercato lo schema, Lungo Fabio! però non ha funzionato. Ha cambiato tutto finché non cambiasse nulla in questi ultimi 2 minuti. Guardalo! Vantaggio di Parisi, Muoviamo sta subito palla! Muoviamo sta rintuzzato palla! dal Muoviamo sta ritorno al palla! gol Muoviamo sta in palla! maglia rosanero in questo campionato per Andrea Lupo. Qui Mineo riesce ad aggirare Allegra, però è difesa schierata per il San Vito. C'è Moncada. Lupo, Moncada, Alle affrontare spalle. Moncada, taglia davanti Mineo. Moncada si muove, calcia col destro, la alza il calcio d'angolo, voltaggio, primi lampi di Ciccio Moncada in maglia rosa con il calcio d'angolo del quale si andrà ad occupare Fabio Mineo. Un passo avanti Andrea, La palla nel mucchio, battuta male da Mineo, poi la manda in strada Allegra. Dai raga, forza! Può giocare. Mettiamoci bene. Dai, su. Strada batte, Dai, giochiamo. Più veloce con questa palla. Moncada. Punta Randazzo, serie di finte di Moncada che cerca la sbarrata! 2-1 e qui la giocata Bravo Ciccio! di Moncada sul sinistro Bravo e la palla in mezzo. Secondo palo eseguito alla perfezione da Vincenzo Sgarlata che batte voltaggio, sorpasso Palermo Concentrati, a 11 concentrati. dalla fine. Dai. Tanto torna nella Vediamo il mischia centro, vediamo il centro. Francesco Tuvè in panchina Sali il Fabio. bianco. Ok così. Resta Palermo alto che Fabio, col resta secondo alto Fabio. quintetto di fatto trova il vantaggio. Qui palla in mezzo, deviazione, altro angolo. Non fare niente. Occhio al blocco. Tu Fabio, forza. Palla dentro, A destra, Parisi, a destra fa, a destra fa. Mineo. Su. Tuvè col cambio di passo su Moncada, esce D'Antoni a murare il tentativo del 3. Fabio, occhio all'uomo. In mezzo, su Fabio forza. L'angolo, Parisi per Allegra che riesce a girarsi. Allegra, Parisi e 2-2. Partita che è impazzita in questi minuti. 4 gol in 5 minuti. Arriva la doppietta Non li facciamo per appoggiare. Francesco Non li facciamo Parisi. appoggiare. È il 2-2. Dai, forza. Doppietta per Parisi che dunque annulla il vantaggio. Veramente pochi Giochiamo. secondi in Con cui calma. l'equilibrio è stato interrotto. Gioca. Mineo, qui affrontato da Randazzo che concede il solo fallo laterale in pressione. Poco meno di 10 alla fine del primo tempo. Nessuno dei due allenatori ha fin qui chiamato il timeout, mentre a breve è pronto a rientrare Vincenzo D'Aricca. Moncada, suolata per Lupo. C'è. Mineo, arriva Moncada. Lupo, Giochiamo, forza. Moncada, linea, cerca e trova Sgarlata, chiusa però da Allegra. Su Sgarlà. Continua, sali Fabio. Ciccio in mezzo laterale Fabio. Su Fabio, resta alto Ciccio. Randazzo. Non Palla lo farà lungolinea per appoggiare, non lo farà Tuvè. appoggiare, Il su. blocco di Randazzo si ricomincia da Parisi, ora Aspetta. Allegra. Forte. Cerca il cambiolato, lo trova su Randazzo che guarda la porta. Randazzo calcia, c'è la deviazione di Fabio Mineo. Rimessa dall'altra parte del campo per il San Vito Lo Capo. Pallone in mezzo, D'Antoni con i piedi si è ritrovato il pallone per Sgarlata, lo può solo allontanare ma intanto consente alla squadra di rimettersi bene in campo. 8 e mezzo alla fine.
Parziale di 2-2. Fabio in mezzo, Fabio in mezzo. Come potete vedere in grafica. Fabio in mezzo ancora. Doppio Parisi ad aprire e per il momento a chiudere le marcature. In mezzo il momentaneo sorpasso del Palermo con i gol di Luca Sgarlata. Mineo prova ad uscire, cerca il cambio fronte, lo trova per Moncada. Moncada davanti la porta, c'è stata la deviazione, calcio d'angolo. Deviazione di Tuve, mentre alla prossima palla fuori San Vito otterrà il time out. Accoccia un po' Sgarlata. Lupo. Mineo cerca Moncada, non lo trova, poi chiude ancora Mineo, Aspetta, scivolata, aspetta, attenzione ad Allegra. aspetta. Tutto chiuso però in casa Palermo, prova a salire Tuve dall'altra parte che sbaglia tutto però. Fabio appena poi, Fabio. Ora fa. Tutto, dai, tutto. E David, Si esaurisce momentaneamente il lavoro di Fabio Mineo, torna Vincenzo D'Aricca che va a piazzarsi da pivot, almeno per il momento. Eccolo D'Aricca, spalla alla porta, scarica sul Lupo che va al tiro, deviato da Tuve, rimessa. Dai, forza. Tira. D'Aricca per Moncada. Ancora D'Aricca. Viene incontro Sgarlata che poi si stacca. Tocco per Moncada, ora Lupo. Proviamo sta palla. D'Aricca scarica. Tira ancora. Moncada. Sgarlata. Prova a puntare, passa in mezzo a due. C'è il fallo di Randazzo, l'arbitro lascia giocare, anzi no. Poi c'è il fischio. Dai Fabri, pazienza, dai! Fallo numero 2 per il San Vito. Guardiamo l'uomo, Ciccio, guardiamo l'uomo, Ciccio! D'Aricca. Dobbiamo! D'Aricca riesce a passare su Parisi, ancora D'Aricca, serie di finte, poi lo scarico è corto per Moncada. Prova a ripartire il San Vito, tocca Moncada, calcia Randazzo, alto. Sgarlata, tieni Sgarlata, tutto. Arriva il pallone e arriva anche il momento di Tuzzolino che torna. Cerchiamoci. Dai, vogliamo sta palla. Mentre chiaramente tarda ad arrivare il time out per il San Vito, questo già da un paio di minuti. D'Aricca per Tuzzolino. Corriamo però, corriamo raga, corriamo. Lungo linea Moncada, arriva sul pallone, c'è il pallone di ritorno, però viene intercettato. Poi D'Aricca con recupero, finta il tiro D'Aricca per Tuzzolino in caduta, Moncada! Combina benissimo il Palermo, da D'Aricca a Tuzzolino in caduta, a Moncada col tap-in, 3-2, a 5 dalla fine del primo tempo. E time out adesso per Mister Basile. Loro lo fanno solo. Raga, mettiamoci la mano, così. Sì, però se non ci appoggiamo. Questo non le facciamo dietro. Chi viene in mezzo va in parallela e spunta il pivot. Se le imbutiamo al pivot, c'è la palla lì. Dai Finisce il minuto di sospensione a disposizione delle due squadre richiesto da mister Mauro Basile. Intanto c'è Gammicchia che si va a incaricare di mettersi tre pali, anche perché esce Parisi che era l'under in campo in questa fase. Spazio adesso per Vito Campo, spazio anche per Liparoti con la maglia numero 9, uscita Allegra ed uscita appunto l'ex 89ers. Tu vai. Resta in mezzo. Campo. Sali Moncada. Randazzo, conclusione deviata da Antonio. Moncada. 4 e mezzo alla fine
Si chiuderà a 31, visto che c'è da recuperare il minuto di sospensione. Giochiamo con la parallela. Non cade. Giochiamo con la parallela che c'è. Da Ricca. Prova a puntare da Ricca, arriva Tuzzolino, il pallone per lui, Tuzzolino dentro, non c'è nessuno in area, c'è solo Gammicchia che la fa sua, classe 2004. Su da Ricca, ora! Portiere che a breve andrà a compiere 19 anni, qui graziato dal palo sul tapin in pressione di Daricca, sul passo dal 2-4 Dai, il Palermo. Più di centro, forte. Liparotti. Forte. Alberto. La palla per Tubè che riesce a scaricarla ma trova solo maglie rose, in particolare quella di Daricca che vuole rallentare. Giochiamo. Moncada. Cerchiamo il centro ancora, cerchiamo il Rizzuto. centro. Tuzzolino, Rizzuto. C'è. Tieni che arriva. Gira. Tuzzolino, Rizzuto. Muoviamo sta palla. C'è. Tieni. Daricca. Deve girarsi. Escila. Gira. Lo scarico, lo trova in Moncada. Ora Tuzzolino. Ancora. Rizzuto. La palla e il Palermo. Gira. Moncada. Tuzzolino. Per il movimento di Daricca si è creato lo spazio. Daricca finta il servizio, lo fa adesso su Moncada che letteralmente pattina sul terreno di gioco. E la palla se ne va, ma qui ancora Palermo pericoloso con questo possesso palla quasi compulsivo che proprio alla lunga trova il varco. Seduti qua. Liparotti attacca da fermo invece il Sanvito. Randazzo cerca e trova Tubè dentro, bravo D'Antoni col piede. Parla. Palla che è uscita. Adesso ritrova il campo per gli ultimi 2 minuti e mezzo di primo tempo. Liparotti con questa bordata che non trova deviazione, allora palla direttamente fuori. C'è di nuovo spazio per Russo per questo finale. Daricca torna in posizione laterale. Dai, forza. Tieni, occhio. Qui Tuzzolino rischia qualcosa da Ricca col tocco, arriva Rizzuto a chiudere, c'è Campo che la tocca in mezzo a 3, la palla va fuori, rimessa Palermo. Dai ragazzi, bravo Vincenzo, dai, su, in mezzo vicino. Tuzzolino. Tornato il primo quintetto in campo, almeno quello che ha iniziato la partita. Tuzzolino. Andiamo a profondità. Tuzzolino cerca il pivot, non lo trova. Torna giù. Randazzo. Su Rizzuto. Per Liparotti, ora Tubè, adesso a completare il giro palla Campo. Campo cerca la sterzata, lo chiude da Ricca che prova a trascinarsi il pallone fuori, ce la fa quando siamo all'alba dell'ultimo minuto. E Rizzuto va da Tuzzolino. Da Ricca riceve, non c'è più il consegnato per Tuzzolino, si torna da Rizzuto. Ora Russo qui aggredito da Tubè che gli porta per il pallone, ancora Tubè, la giocata per Campo, il gol del 3 pari del Sanvito. Qui una brutta palla persa che porta Tubè a segnare la rete del 3 pari proprio al tramonto del primo tempo. Dai, forza. 30 secondi alla fine, Palermo che torna col possesso del pallone con Daricca che allunga la falcata, raddoppiata e fermato, rimessa Sanvito. Luca, non abbiamo palla, Luca, appena il buono. Vieni giù. Randazzo porta su palla. Dai, forza. Dai. Campo Alberto sì. per Tubè, ancora Campo. Ora Alberto, chiudi un lato. Palla per Liparotti, spalla alla porta, lo chiude Rizzuto, palla fuori e per l'arbitro basta così per il primo tempo. 3 pari, partita a dir poco pirotecnica qui all'Enrico Fermi di Sanvito, col Palermo 2 volte in vantaggio, 2 volte ripreso. Restiamo qui, un paio di contributi agli altri campi e poi torniamo per il secondo tempo.
sportivi e appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco per la sfida valida per il campionato nazionale juniores under 19 per il girone V di fronte il Villauria e il Città di Palermo. Perna che riceve, serve Pecoraro, avanza qui l'ex giocatore del futsal America che scarica un destro potentissimo che batte Di Liberto e porta soprattutto in vantaggio la formazione. Oggi il maglia arancio la sblocca proprio Mattia Pecoraro. Volano via i primi 6 minuti di gioco qui al Pala Don Bosco. Esce palla al piede Di Liberto che poi scucchiaia per accetta, incrocia Azzarello, la fa sua. Esce vincitore Pellegrino che si gira, subisce forse fallo da Monti, si continua a giocare, va Castelli inseguito Muratore che gli sporca il pallone, poi serie di rimpalli, ancora la meglio la squadra ospite che può ripartire, però recupera bene palla Pellegrino, a tu per tu con Di Liberto che gli chiude lo specchio. Allora prova a ripartire il Città di Palermo con Monti, la posa di Azzarello che si oppone e poi conclusione alle stelle di Lucchese. Minnone col tiro Di Liberto, prima col piede, poi con la figura riesce a tenerla, poi prova ad uscire palla al piede Carmelo Accetta che sta al top piede avversario, incrocia, colpisce il palo, ancora la Piana, la palla giocata in avanti male da Orlando, la recupera Accetta, calcia, palla fuori, non di molto, Fecarotta rischia di perderla, poi prova a seminare Muratore e ci riesce, ancora Fecarotta in cost to cost, calcia, la respinta col piede di Azzarello, poi ancora attacco vivo per il Città di Palermo con Accetta, palla fuori. Nazionale juniores girone V, invitato subito Pecoraro che si fa vedere, scambia con Perna e sono passati appena 16 secondi, il Villauria raddoppia e raddoppia anche il bottino personale di Mattia Pecoraro, dell'ex giocatore di Palermo Calcio a 5 Futsal Emiri, ma attenzione già dall'altra parte Castelli davanti ad Azzarello che si sdraia sul parquet e gliela mette in calcio d'angolo di Pecoraro. Ricordo che intanto attacca il Città di Palermo, Carmelo Accetta che fa la foto ad Azzarello ma non trova la porta. Qui Perna per la Piana, pallone di ritorno, Perna tu per tu con Di Liberto, la giocata in cucchiaio che si perde però sopra la traversa. Ha giocato anche le finali regionali under 18, tante cose finali che noi di sportisti li abbiamo seguito e la Piana approfitta della sbucciata di Di Liberto, 3-0 e abbraccio con i due azzurri. Ancora la Piana, Pecoraro riesce ad anticipare Bucolo, Pecoraro pronta alla porta, lo scarico, il pallone dentro, Di Liberto a coprire il primo palo, poi Pecoraro, salvataggio sulla linea e Minnone non riesce a ribadire in porta, poi avanza in campo aperto Pellegrino, il tocco a cercare Pecoraro calcia con la punta, la respinta di Di Liberto, poi ancora possibilità di pressione del Villauria, ancora il numero 9 che ha scambiato con Lucchese, poi arriva Castelli fermato, allora deve involarsi Pellegrino, a tu per tu con Di Liberto, cala il poker, Pellegrino chiude definitivamente la partita, il Villauria 4-0 per la formazione di casa e qui a 10 secondi praticamente dalla fine non aggredisce il Città di Palermo e ci involiamo lentamente verso il suono della sirena che arriva adesso. Vince il Villauria 4-0 contro il Città di Palermo, una vittoria raramente messa in discussione dagli ospiti, alla fine alla meglio torna a vincere la squadra campione in carica.
del campionato di Serie B di fronte Real Termini Recogest e Masca Lucia. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Osserviamo noi un minuto di raccoglimento per le vittime del disastro idrogeologico di Ischia. Minuto di silenzio osservato in religioso rispetto terra della provincia catanese con il bottino pieno. Comincia al Termini Masca Lucia col primo pallone gestito proprio dalla formazione ospite. La battuta lunga, c'è l'aggancio! Sullo stretto, intercettata da Paesano che poi prova a far correre Johnny da Sousa, il quale insegue il pallone, non lo riesce a trovare e riparte con un rinvio dal fondo subito Danek. Attenzione perché c'è spazio per Tamburella, sterza Tamburella e trova l'1-1 il pareggio da parte del Masca Lucia con Tamburella per da Sousa che cerca di evitare D'Arrigo. La giocata è regolare da parte del numero 15 gialloblu che si invola. D'Arrigo per Costanzo, il quale fa 2-1. Sorpresa la formazione di Lembo da questa uscita del Masca Lucia, che fa letteralmente quel che vuole nelle giocate in aria, e qui trova anche il gol del 3-1. Triplica. Torniamo in diretta qui dal Rico Fermi di San Vito Lo Capo per il secondo tempo di San Vito Lo Capo Palermo calcio a 5 col primo pallone a disposizione dei rosanero. Punteggio di 3-3 come potete vedere in sovraimpressione. Il primo pallone a disposizione appunto del Palermo. Il direttore di gara che invita ovviamente tutti a indossare le casacche, a stare in panchina, a meno che non ci si sta scaldando. Poi un'occhiata al cronometro per dare il via al secondo tempo dell'incontro. Il Palermo che torna in campo con Lupo, Moncada, Sgarlata e Mineo davanti ad Antoni. Dall'altra parte è tornato Voltaggio tra i pali, quindi di riflesso torna Parisi nel quintetto insieme a Tuvelo Bianco e Allegra. Un gol per i padroni di casa, 2 volte Parisi prima di campo, che ha fissato poi il punteggio sul 3 pari. D'altra parte va pareggiato momentaneamente Lupo, ha trovato il 2-1 Sgarlata e poi Moncada per quello che era il gol del momentaneo 2-3. Un gol e un assist per il nuovo arrivato. Qui intanto Sgarlata prova a scambiare per l'intervento, poi lo Bianco, Parisi prova a passare, Allegra, tocco per Parisi che non passa, non c'è stata la deviazione di Mineo. Arriva, ce l'abbiamo. Parisi la rimette in gioco su Lo Bianco, si scambia con Stuvei, 2 veterani. Poi Parisi prova a scaricare su Lo Bianco, la pressione di Moncada regala un fallo laterale al Palermo calcio a 5. Prendiamo subito la palla. Sgarlata si rifugia da Lupo. Mineo alza la pressione il San Vito con Mineo spinto dallo Bianco. Buon calcio di punizione guadagnato da Fabio Mineo. Primo fallo del secondo tempo. Fatta la firma del San Vito con Lupo che cerca di andare da Sgarlata. La corsa ma
subito ne blocca ogni chance voltaggio con l'uscita. La palla in fallo laterale. Vai Gindo, Peppe, prova, fallo. Lo Bianco Sì, Fabio. ancora No, per vabbè, sì. il numero 3, il classe Centro 1981. Ciccio. Quello Bianco, ancora Tuve, cerca Allegro, non lo trova. Il centro, Ciccio. Ciccio, prova il secondo tocco, non di prima, Ciccio, stop e gioca. Dai, forza! Palla, dai ragazzi, più veloce sta palla, troppo lento. Moncada scambia con lui. C'è! Poi Mineo cerca Solo Fabri, solo! la palla di ritorno. Un piccolo fastidio al fianco sinistro per Andrea Lupo. Mistero Piccolo che ricorre subito ai ripari, chiamando Giochiamo in orizzontale, Ciccio, al sempre movimento sta scalata. in panchina Non rischiamo tu passaggio Vincenzo in Rizzuto. orizzontale, Peppe. Usiamo le Sono loro sblocca, due. proprio. Testa. Chi sta fiscando? Vieni, Andre. Loro due in assenza di Marco Marretta a Capitano, a posto? occupare lo slot di centrale. Visto subito il cambio. No, che quello ormai, questo grazie, ma... Pallone che Mineo restituisce al San Vito. Rimani Fabio! Linea! Parisi. Linea! Pressing del Palermo con Mineo che mette in fallo laterale. Portiamola! Non diamo sta palla lunga orizzontale! Dai Fabri! Aspetta, vi sgarlate! Dai Peppino! Rimessa per il San Vito ancora con Lo Bianco e Parisi. Il centro Ciccio! Sì! Stanno ancora Ora tra Fabio. i due con Lo Bianco che poi all'improvviso cerca Allegra, si gira Bravo, Allegra, Vissè! tiro stoppato, poi bravo Sgarlata in Bravo anticipo Sgarlata, e via prova tre! ad uscire di partenza del Palermo con Moncada. Mineo, Vai, Peppino! costretto spalla alla porta del tunnel su Tuve, poi la corsa di Sgarlata che allunga il passo, l'uscita qui di voltaggio, poi prova ad arrivare Rizzuto, lo anticipa Parisi che in qualche modo allontana, calcio d'angolo. Angolo! Passi bene! Occhio! Guardiamo l'uomo! Fabri, non la palla all'uomo! C'è l'angolo per il Palermo con la palla in mezzo. Parisi, adesso sì che la palla esce, adesso sì che il calcio d'angolo è reale. C'è Sgarlà! Intanto palla per la volée cercata da Moncada anticipato, poi Rizzuto prova ad andare, passa su Parisi col tunnel, la palla però va fuori. Cercato il break sul lato sinistro, Vincenzo Rizzuto. Sali, ce l'hai qua, forza! Dietro c'è la sgarlata! Bravissimo! Resta alto Fabio! Zitto fa! In under quando nel 2016 intanto per attenzione al Bravo, passaggio Rizzuto! tentato da Parisi, fermato da Rizzuto. Dicevo di Rizzuto che quando Fabio Mineo e Andrea Lupo erano in C2 col Palermo Calcio a 5 nel 2016 era ancora un giovane, adesso gioca con loro, Sì, Fabio! è uno dei veterani di questa squadra. Fabio! Ancora fa! Tuve costretto ad alzare il pallone, cerca Lo Bianco, Sì, la palla gli c'è, sbatte Pino, addosso da Pino, Antonio vamos! Uscita. Moncada, Mineo con l'aggancio, si gira forse dal lato sbagliato, Fabio Mineo Va bene intanto Ciccio, perde va bene Ciccio! il tempo della ripartenza e consente al San Vito di ripiazzarsi dietro. Oh, vieni qua! Moncada se la porta sul Rizzuto. destro, poi Abiti, scarta prendi sto Mineo, campo. Rizzuto. 1, 2, giochiamo a due tocchi, troppo lento! Fermo qua, Scarlata, Arriva! si imbottiglia al centro il Fabio! 30, palla per Moncada. Palla che non passa, chiude Lo Bianco, Fabio! rimane l'imposizione, Rizzuto, torna dal 10. Stessa Occhio che Moncada, tratto, palla Peppino! Sgarlata che finta il servizio per poi cercarlo quando era troppo tardi. Allora San Vito che prova ad uscire con Parisi. Grande Vissè Intervento, il ancora! tiro di Rizzuto, però la palla ancora buona per Allegra, l'uscita in qualche modo di D'Antoni, palla allontanato, prova ad andare Moncada in pressione sullo Bianco, l'esperienza di Giuseppe Lo Bianco che disorienta il numero 10 rosanero, tocco per Tuve ancora per Lo Bianco, fronte alla porta, lo attende Sgarlata, lo salta Lo Bianco che poi calcia male col sinistro. Si
situazione di partita in Fabio, cui letteralmente devi muovere qua. le squadre quando si allungano possono farsi male a vicenda. Dai! Forza! Siamo qua, fa. Muoviamo sta palla! Fermo. Che Rizzuto. cazzo, raga, non vedete niente. Ah, non si vede. Sì, arriva! Rizzuto Siamo fermi, Fabri! scambia con Mineo, la finta di Mineo che cerca Sgarlata dentro, l'anticipo in uscita Adesso Ciccio da Moncada. parte di Voltaggio che cerca la palla fiondata su Allegra. Allegra contro Rizzuto, prova a giocare d'esperienza a spalla alla porta all'11 che poi torna da Duve. Passaggio storto del classe 81 che si muove proprio sotto la nostra postazione Capitan Randazzo per il San Vito e muove invece palla il Palermo con Rizzuto che la porta su, poi frena, non cade. Prima! Scarlata torna dal suo C'è! centrale, poi apre subito a Moncada, si muove Rizzuto lungolinea, Rizzuto la chiusura di Allegra, si sono invertiti i ruoli in questo caso, la trattenuta di Moncada, il giallo Ciccio, dov'è? l'ex giocatore Non c'è il giallo, va bene, il fallo va bene. di Bagheria Canicattì, ha iniziato la stagione all'Isola, Va bene, vai, prendi formazione rivoluzionata dal mercato di dicembre. Informazione che a breve, tra poche giornate, il Palermo affronterà 2 metri indietro, signore. in quel di Isola delle Femmine. E dove? Prima di lei. Dove sono io? Numero 10 rosa, ok? Un fallo ciascuno dopo i primi 9 minuti di secondo tempo. Resta alto! Randazzo che ha preso il posto di Tuve, qui perde palla Parisi. Allora Da Ricca può allungare la falcata, deviazione, calcio d'angolo. La prima fiammata al suo ritorno in campo di Vincenzo Da Ricca. Sidari! L'angolo sul secondo palo, Sgarlata può controllare, mettere giù e calciare, palo! Palo da parte di Vincenzo Sgarlata, il secondo arbitro che corregge il primo sulla deviazione, sul tiro di Vincenzo Sgarlata, battuto Voltaggio, palla sul legno, il secondo legno colpito dal Palermo dopo quello beccato in pieno nel primo tempo da Vincenzo Da Ricca. Da Vincenzo Da Ricca, esatto. Eccolo Sgarlata, si muove Da Ricca in profondità, pallone per Moncada, si è aperto lo spazio, l'inserimento di Sgarlata, palla storta da parte di Moncada e Voltaggio ancora con questo pallone fiondato verso Allegra, gioca da fermo l'11 per lo bianco al tiro, D'Antoni si tuffa alla sua sinistra, la mette in fallo laterale. Questa battuta da Parisi. Allegri fermato, Da Ricca prova a passare, fallo di Randazzo, punizione, secondo fallo commesso dal San Vito. Torna Puzzolino al posto di Sgarlata. Puzzolino fronte alla porta, non calcia il 6, torna da Moncada, delle finte contro Randazzo, si va da Rizzuto, Puzzolino. No, va bene, calma, fallo qualcuno. Moncada, Fallo. Allargati, Rizzuto. Da Ricca finta di andare lungolinea, decide di andare da Rizzuto, muove palla ancora per via perimetrale il Palermo, Puzzolino. Da Ricca, C'è qua. Largo, alle spalle! Rizzuto, Moncada all'1 contro 1. Decide poi di ricominciare, non c'era lo spazio per attaccare lo spazio. Rizzuto, Puzzolino, cerca Da Ricca, passaggio che non parte, arriva lo bianco a mettere in fallo laterale. Dai Fabri, ci giocherete, Fabri. Dai, giochiamo, forza! Mezzo! C'era, Rizzuto, Michel. finta solata, poi perde un attimo nel giocarla, palla recuperata da Allegra, chiusura provvidenziale di Rizzuto che fa e disfa la tela, però alla fine è provvidenziale.
che la mette in calcio d'angolo, poi lo scontro perché Allegra è arrivato come un treno a calciare. Scontro tra piedi, ma vige il tocco iniziale di Rizzuto in anticipo, palla in calcio d'angolo. Palermo che crea tanto ma rischia anche di subire gol banali. Qui palla recuperata da Moncada, si è mosso Tuzzolino, Moncada lo ha visto, non è riuscito a servirlo, poi ancora Rizzuto con l'anticipo sul Randazzo, prova a tornare, forse anche una sbracciata. L'arbitro fischia. Luca! A che serve? A che serve? Dai! Vai porta tu! Dai! Ormai era persa, Luca, non Fallo serve, dai, commesso testa! dal capitano del San Vito. Grande, via. Grande, via. Signori, 1-3! Signori, 1-3! Forza! 1-3 il conto fallo, almeno così ha appena detto il secondo arbitro. Rizzuto scambia con Tuzzolino, arriva Moncada che viene incontro anche a lui. Parisi, Moncada scarica per Rizzuto, c'è vicino Tuzzolino, arriva anche da Ricca, palla per lui. C'è! C'è! Tuzzolino palla indietro, deve rincorrere da Ricca, perde metri il Palermo. Moncada, I falli sono 1-3, signori, mettiamoli bene, grazie. Tuzzolino, palla per Rizzuto, poi Moncada. Si dice! Tuzzolino, c'è da Ricca, spalla alla porta, controllo non perfetto, chiude lo bianco, rimessa San Vito. In 3! Oh, Luca! Non scappare, Luca, non scappare! La lunga di Lobianco, intercetta Tuzzolino, poi ancora Lobianco, alza questo lob, il tacco di Allegra. Prossima cambio, Fabrizio, alla prossima! Moncada ha preso tanto campo in pochi secondi, calcio addosso a Parisi, rimessa per Francesco Moncada, altra deviazione di Parisi, palla ancora in mezzo, intercettata da Randazzo che spinge Allegra, una delle ultime azioni prima del cambio per Allegra. Bravo Rizzuto a chiudere, esce Allegra, torna Vito Campo, autore del gol che per il momento consente al San Vito di portare a casa un punto. Tarica, tiro deviato, la palla ancora buona, Tuzzolino in velocità, calcia col sinistro, palla fuori. Scappiamo! Parisi, Sì, sparatelo Ciccio! Sparatelo C! qui per poco non Dai, arriva il tocco di non Moncada. mollare ora! Randazzo, Sì, Luca! Parisi, Sì! recupero di Tuzzolino che calcia col destro, respinge voltaggio, conclusione più piazzata che potente da parte del 6. Siamo intanto già nel secondo blocco del secondo tempo, 16 minuti trascorsi, il controllo di Tuvè che va a spalla alla porta contro Tuzzolino, la chiusura di Rizzuto, rimessa per la squadra di mister Basile, palle dentro intanto, conclude Vito, conclude male, palla fuori, c'è stata la deviazione, calcio d'angolo per il San Vito che all'improvviso si ripropone e occhio alla battuta dell'angolo, ancora per Campo, l'ultimo tocco è del numero 6 rosa, Tuzzolino. Dov'è? Allora attenzione ancora a questa palla dentro, Randazzo, lo scambio, pallone che arriva in area, chiude ancora Rizzuto. Straordinari per l'8 che per il momento non può ricevere il cambio da Lupo, allora deve Tempo, signore! stare in campo più minuti rispetto al previsto. Ancora Rizzuto, questa volta su campo. Ora si gioca letteralmente sul filo dell'equilibrio, ultimi 13, più eventuale recupero
La rimessa di Parisi per Campo, lo scambio che si chiude in qualche modo, Parisi riesce ad entrare in area, alla fine Randazzo quasi ostacola il suo compagno che guadagna comunque calcio d'angolo. Nuovamente Parisi alla battuta dall'angolo, per ripartenza Tuzzolino, non c'era luce per servirlo, chiude Randazzo, Palermo in possesso. Era altissimo, era altissimo. Di là. Tuzzolino apre su Moncada, corre alle spalle il 6, palla per Daricca contro Randazzo, la finta, è riuscito a disorientarlo Daricca, la palla però è finita fuori, mentre intanto debutta Gabriele Gennaro, uno dei volti nuovi in questa avvio di 2023. Aspetta Gabri. Palla Gabriele. Palla Gabriele. Minuti importanti per lui. La linea della palla Gabri. la palla. Ok, così. Vai Luca, sali Luca. Palla Tuzzo. Sì Gabriele. Stai diagonale, la diagonale. Sì Gabri. Sì. Tuvè. Giù. Parisi lo trova, triangolo, si chiude per il solito Rizzuto che va ancora in pressione, sempre Rizzuto anche sul campo, poi il vigore esagerato di Rizzuto. Va bene. Due qua. Secondo fallo per il Palermo, 3 li ha commessi il San Vito. Restato, Gabri. Ora. Lungolinea dove non c'è Parallela dobbiamo nessuno. andare, nella parallela dobbiamo andare, non stiamo fermi, dai! Tanto torna a muoversi anche Sgarlata. Andiamo sta palla veloce, raga. Veloce, Giova! Tuzzolino cambia lato, va da Ricca. Muoviti, Gabriele. No, Gabri. Più centrale, Gabriele. Gennaro prova a far passare, in qualche modo si libera di Tuvè che torna su di lui con esperienza. Attenzione al 2 contro 2 del San Vito. Campo, palla dentro, la chiusura di Gennaro. Buona Vito! Si trova lì, la toglie. Cerca di ricevere sta palla centrale, Gabri. La battuta indietro per Randazzo, da ripetere. Su. Battuta indietro per lo bianco. Rigore! È dentro l'area! L'arbitro fischia contro Rizzuto. È dentro! Giallo per Rizzuto. Calcio di punizione, secondo arbitro che indica fuori dall'area. Andiamo con le certezze, ovvero la punizione per il Palermo, il terzo cambio. 3 falli per parte, entra Murillo Guerrero al posto di Rizzuto, ma occhio a questo calcio di punizione per il San Vito, 9,5 più eventuale recupero alla fine. Rizzuto che ha dato tutto. Dai Giacomo, vai Sardegna! Non può stare lì, signore! Parisi si pone tra il pallone e D'Antoni, pali coperti. Tuzzolino e Daricca a completare la battuta di Tuvè, spaccata D'Antoni, in posa a negare il gol, poi Randazzo ci prova, palla fuori. Arbitro! Girati Vito, messo bene Vito! Sì, probabilmente mister Lo Piccolo voleva chiamare timeout, non è stato né visto né sentito dal direttore di gara. No, però con Gabriele no, là! Con Gabriele no! Con Gabriele no! Non lasciare ultima a Parisi! Dai, su, guardalo, guardiamo! Daricca cerca il lungolinea per Gennaro, viene chiuso e dunque di fatto ha ruotato tutti. Mister Lo Piccolo, 10 elementi di movimento, manca soltanto Nicolosi che è il secondo portiere, poi sono entrati tutti. A conferma comunque il fatto che mister Lo Piccolo cerca di dare spazio
e anche di ottenere risorse 6-7 minuti, Fabri. a volte inaspettate. Da Ricca. La palla che passa, in qualche modo Murillo Guerrero aveva calciato mettendo in difficoltà la difesa del San Vito, poi allontanano i bianco-blu, palla in fallo laterale. Ragazzi, De Ricca, per favore, ragazzi. Murillo Guerrero, poi palla per Daricca, ancora per il 20 che va da Tuzzolino. Nuovamente il giovane centrale. Di fatto sono 3 gli under in campo per il Palermo. Gennaro scambettato da dietro da Tupè, punizione. Siamo sulla palla! Quarto fallo Siamo sulla per il palla! San Vito. Non ci addormentiamo! Quinto, signore. Cerchiamolo, cerchiamolo, cerchiamolo! Ho capito! Punizione Palermo, 7 più Tuzzo, recupero con la testa, Tuzzo. alla fine. C'è Flavio, c'è Flavio. Oh! Va, fare gol, oh. Partiamo al centro e t'allarghi. C'è Tuzzolino sulla davanti il palla. portiere e t'allarghi. Forza, forza. La Gignone fa, i signori qua! Dai, via, ora però. Sul pallone Tuzzolino, se ne vanno tutti. Veloce però, non più. Ora. La palla è per lui, Tuzzolino. Fischia l'arbitro, calcia in porta. Miracolo di voltaggio. Palla in calcio d'angolo. Alla prossima, Vito! Prossima cambio! Fabri, stai giù, ci sei o no? Qui l'angolo per la botta di Tuzzolino. Palla in strada. Pronto se mi servirà di nuovo, Vito? Pronto che mi servirà di nuovo? Torna Allegra per gli ultimi 6. Per eventuale recupero. Porta su Randazzo. Sì, Flavio. Allegra. Allegra, la palla recuperata da Gennaro che prova ad andare. Gennaro resiste. Scarta Gennaro l'uscita. Di voltaggio. Fallo fischiato contro Gabriele Gennaro. Qui un eccesso di foga da parte del pivot rosanero. 4 falli a testa. Va bene, Gabri. Arbitro! Arbitro! I falli ce li può dire? Si riprende con Parisi. Tupè, Randazzo, Allegra da una parte. Gennaro, da Ricca, Tuzzolino, Guerrero, Murillo dall'altra. Dietro, da Ricca, dietro. Dietro, Flavio. Tupè, Randazzo. Su. Randazzo, la palla non passa. Fallo laterale, Messi Palermo. bene dietro! Gabri di nuovo, Gabri. Con Cada! Cioè, ha trovato una bella giocata Sì, personale. sì, Gabriele c'è. Gennaro. L'uscita di voltaggio è stata più rapida di lui. Qui la giocata di Daricca che prova ad andare via anche al secondo, non ci riesce, allora prova a ripartire il San Vito. Con campo che calcia, c'è la respinta di Murillo Guerrero e poi Parisi si accontenta del fallo laterale. Randazzo decide di ricominciare da dietro. Tupè. Sì, da Ricca. Con la palla ancora per Tupè. Randazzo prova a inserirsi. Lo scarico per lo bianco che va al tiro, deviato calcio d'angolo. Questa palla è vai, Gabri! Chiama! L'angolo per Allegra. Alle spalle! Allegra cucchiaia, colpi di testa di Daricca. Prova ad andare dall'altra parte Gennaro, fermato. Tutto regolare con l'intervento di Parisi. E allora dall'altra parte Allegra che mette a sedere D'Antoni, ma la palla esce. Eccolo! Oh, eccolo! Gioca, gioco! Gioca! Gioca! Dal fondo D'Antoni reclama l'angolo. Reclama, per usare un eufemismo, Gioca fa! la panchina del San Vito. Tuzzo. Gabri. Murillo Guerrero, palla per Daricca che prova a puntare. Va da Gennaro, spalla alla porta, si gira Gennaro, gli toglie il punto di riferimento Randazzo, poi Allegra prova a passare. Chiusura di Tuzzolino. E allora Gennaro con la conclusione che per poco non diventa un assist per Daricca che arriva con mezzo secondo di ritardo. Intanto torna Gammicchia perché torna anche lo bianco, allora fuori l'under in campo per gli ultimi 3 di eventuale recupero. Mentre è tornato Montana anche per questa finale. Gennaro anticipato, palla fuori, rimessa Palermo.
No, portiere! Giochiamo, non ti preoccupare. Dai. Moncada. Cercato Gennaro, palla intercettata dallo bianco che sbaglia a sua volta, poi Daricca d'altra parte passa su Allegra. Daricca, il dribbling di troppo sul Randazzo, prova a ripartire il San Vito dall'altra parte con Randazzo fermato a sua volta per terrore da una parte e dall'altra. Squadre anche un po' stanche. Tuvè per lo bianco. No, fallo! C'è Allegra, spalle alla porta, pallone che arriva in qualche modo allo bianco che però è spaccato, non può far nulla. Torna Sgarlata al posto di Gennaro che ha dato tutto quello che poteva. Daricca, uno contro uno. Daricca va in mezzo da Sgarlata al secondo palo, palla fuori, calcio d'angolo, torna anche Vito Campo, posto di Randazzo che è stremato. Daricca cerca Moncada, non lo trova, attenzione Sgarlata, palla fuori, calcio d'angolo. Le proteste. È stato probabilmente uno scontro con Moncada che ha cercato di calciare, non ha trovato il pallone, e forse lo scontro con Allegra, poi la palla di Sgarlata deviata in fallo laterale. Che palla lì? Un pallone, raga! Qui colpito Campo. Probabilmente tra le altre cose una pallonata anche a vuoto perché è da ripetere la battuta. Scarico indietro. Murillo ricomincia da Daricca. Moncada. Daricca. Qui Daricca esagera, guadagna comunque fallo laterale. 30 secondi poi solo recupero fino alla fine. Murillo che rete. Daricca. Da fermo Daricca, ricomincia dal suo centrale. Gettato nella nicchia a causa del problema di Lupo. Senza fallo, dov'è? Pazienza, doppio, diagonale, dov'è? Via che lo salti. Daricca, palla per Sgarlata, lo scarico indietro. Calma, vi. Moncada, gira fronte alla porta adesso. Murillo. Daricca fermato, scivolata. Palla intanto dentro, interviene Cammicchia. Allora prova a ripartire il San Vito. Allegra, raddoppiato, non riesce a girarsi alla fine, trova la palla per Tuvè, la chiusura di Moncada, e contro per il Palermo con Moncada, arriva anche Sgarlata, la palla dentro per Daricca, chiuso da Allegra e basta così per il direttore di gara. 3 pari tra Palermo Calcio a 5 e San Vito Lo Capo, partita intensissima che si conclude con il pareggio, ma si conclude anche con le proteste da parte di entrambe le squadre che evidentemente volevano un po' di recupero. Alla fine pareggio tutto sommato giusto, Palermo che apre questo 2023 con un punto, mentre ancora proteste da parte del San Vito. Noi chiudiamo questo appuntamento dal Enrico Fermi di San Vito Lo Capo ribadendo il parziale, come vedete in grafica, 3 pari tra San Vito Lo Capo e Palermo Calcio a